Giornata importante oggi con la consegna di mezzi e attrezzature ai Vigili del Fuoco, in modo particolare ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari presenti in tutto il Veneto, e poi ricordiamo anche quella convenzione che esiste ormai già da anni, consolidata con i Vigili del Fuoco permanenti, dove la Regione interviene finanziando sia i Vigili del Fuoco permanenti e sia i Vigili del Fuoco volontari, grazie a una legge approvata dal Consiglio regionale su proposta del consigliere regionale Silvia Rizzotto, che va a instaurare, a creare un rafforzamento del rapporto fra il sistema della protezione civile regionale e i Vigili del Fuoco, componente fondamentale del sistema di protezione civile, con il quale noi ci interfacciamo costantemente, soprattutto durante le fasi emergenziali, e quindi riteniamo doveroso e opportuno che la Regione, pur non avendo competenze dirette relativamente ai Vigili del Fuoco che dipendono dal Ministero dell'Interno, intervenire anche finanziariamente per migliorare quella che è la risposta poi ai cittadini. Vigili del Fuoco nell'ambito del soccorso tecnico urgente e volontariato del sistema della protezione civile per l'assistenza alla popolazione. Questo mix di soccorritori consente di dare una risposta assolutamente all'altezza e in grado di fronteggiare qualsiasi tipo di emergenza.